siamo ancora nell'azienda Dossi Chiara e io vicino gli amici di Corteva, Singenta e Diachem. Perché questo? Perché effettivamente abbiamo usato, come dicevo poc'anzi, abbiamo usato prodotti loro. In particolar modo abbiamo usato un diserto che ha funzionato anche in questo caso egregiamente, come Axial One di Singenta e Zipper. E appunto a questo scopo io vorrei chiedere alcune caratteristiche dei prodotti all'amico Benetti. Qui abbiamo applicato Axial One, riassumo sempre al massimo dosaggio a 1,2, come di solito ho visto che quest'anno è applicato. Sì. La stagione lo imponeva perché sicuramente abbiamo avuto un periodo invernale che ha permesso uno sviluppo particolarmente rigoglioso delle infestanti, mi riferisco all'oietto ma anche ad avena e all'opecuro, il che ha fatto sì che quando ci si è trovati nel momento della levata di decidere il timing dell'applicazione del prodotto, ci ha imposto di usare il dosaggio medio, diciamo, che ci permette l'etichetta, e agire con tempestività perché comunque l'infestante era molto sviluppata. Il prodotto ha funzionato egregiamente perché come si vede anche eventuali ricacci da sotto non ci sono, per cui le piante sono state infestanti e devitalizzate nel modo giusto, e quindi direi che il prodotto è andato decisamente molto bene. Tra l'altro magari posso anche introdurre il collega di Corteva, perché so che è stato utilizzato insieme con il nostro Axial One lo Zipper, che è un prodotto che è molto compatibile con l'orto pinoxaden e non riduce assolutamente l'efficacia del graminicida del pinoxaden. Qui dobbiamo fare produzione, grande qualità e quantità, e quindi usiamo il prodotto migliore per le foglie larghe, annuali e anche perennanti, quindi Zipper. Dose piena, controlliamo il papavero, controlliamo la matricaria, il gallium, le principali infestanti, ma la cosa importante, il messaggio che voglio darvi è la velocità. Zipper è un 100 metrista, controlla le infestanti bene ma anche molto velocemente, quindi controlliamo immediatamente le infestanti che non danneggiano il grano che può produrre. Vedete com'è ben accestito, ben denso e ben produttivo. Nella fase del trattamento fungino io uso, ormai da 2-3 anni a questa parte, uso il Pental 5A a 1,25 litri. Con noi abbiamo l'amico Giovanni di Chimiberg, il quale ci dà un'ulteriore delucidazione in merito al Pentac. Si parla di tecnologia giapponese, in questo caso contenente acido 5-aminolevolinico, quindi aminoacido intermedio, che favorisce il processo di fotosintesi, rallettando poi durante la notte quella che è la respirazione, quindi non andiamo a consumare quelle che sono le sostanze nutritive per la pianta. In questo caso compatibilità sia chimico-fisica ottima, quindi il formulato risulta essere miscibile con tutti i formulati sia fungicidi che insetticidi presenti in commercio, e in questo caso sicuramente il prodotto ha aiutato a rafforzare la pianta anche in queste condizioni climatiche molto, molto critiche come l'annata 2024. Quest'annata io ho anticipato molto i trattamenti fungini, in particolar modo ho consigliato di fare già in pre-foglia bandiera, quindi poco prima della foglia bandiera, sono intervenuto con le Latusera, e dopodiché in questo caso, qui abbiamo anche l'amico Nicola, abbiamo fatto l'Univo, che è un prodotto nuovo di Corteva. Volevo chiedere all'amico Benetti 2 parole per quanto concerne le Latusera. Come ribadisco, il timing di applicazione delle Latusera così anticipato quest'anno sicuramente ha rappresentato una strategia vincente, perché in assoluto le malattie si sono presentate presto e molto aggressive. Mi riferisco in particolare a malattie che erano proprio controllate molto bene dal principio attivo che abbiamo noi all'interno della Latusera, che è un principio attivo che va a bloccare l'enzima principale che regola la respirazione del fungo. In particolare è particolarmente attivo nei confronti delle ruggini, della septoria e anche delle nitrosporiosi che può essere presente in questo periodo. Diciamo che il discorso del fusarium anche viene affrontato, perché dentro è presente anche il progeconazolo, quindi viene sicuramente anche quello controllato efficacemente.
Adesso io cedo la parola all'amico Nicola di Corteva che ci dirà due parole. Grazie, e secondo me quello che parla più di tutti è il campo che potete vedere alle nostre spalle. Stagione molto difficile per tutte le malattie fungine nel grano, fusariosi, malattia molto importante per quelle che sono le perdite produttive poi e per tutti quelli che sono i processi problematici, micotossine e alternanze di produzione. Univoc cos'è? L'ha detto prima, innovazione di Corteva, ultima molecola introdotta innovativa nel segmento fungicidi grano, fenpicoxamide, quindi un prodotto che si va a sposare nella linea di difesa grano di Corteva, appunto fenpicoxamide, nuova molecola più proteoconazolo. Il consiglio tecnico della società è quella di avere un posizionamento che può partire dalla foglia bandiera, ma viste le caratteristiche del prodotto consigliato veramente per la protezione della spiga. Abbiamo un'ottima durata e persistenza del prodotto che può arrivare anche a 6-8 settimane, favorita da quella che è la nuova formulazione studiata e brevettata dal team Corteva. Quindi Univoc entra di diritto in quella che è la difesa a 360 gradi delle malattie fungine del grano.